Voi siete nati in due quartieri diversi, giusto? Sì. Poi però vi siete uniti nello stesso quartiere. No, ma siamo nati nella stessa stanza di maternità. A 5 giorni di distanza. Sì, 5 giorni. Ci siamo ritrovati a quando avevamo 11 anni. Sì. Io l'ho riconosciuto, sapete cosa? Dal baffo. Lui aveva i baffi a 11 anni. Sì, ho fatto lo sviluppo, io ho cominciato lo sviluppo I presto. peli sulle Sì, dita. è il codino come Roberto Baggio. Mamma mia. Un'immagine. Sei tutto peloso? Vabbè, è normale, come gli uomini. Ma lui, che cosa... Era lui che gli è cresciuto la barba. È il peloso della coppia. Sì, lui è il peloso della coppia. Io no, io tutto depilato, Silvia. Alle gambe no, però io me li lascio solo alle gambe. Vuoi vedere? No, guarda. lui le gambe. Come vedi adesso ci vedi alle gambe. E giocavate a calcio, giusto? Sì. Vabbè, giocavamo a calcio. Cioè, dai. insomma. Io giocavo a calcio, lui stava là che faceva il guardalini. Che deve giocare? Ma tu lo guardi? Panchina. No, guarda lì. Panchina. Panchina. E cosa sognavate di fare? Allora, di non lavorare. Ci siamo riusciti. Non lo so se ce la faccio io ad arrivare alla fine. Perché a me fa ridere, Silvia, quando quelli tu le intervisti tanti, quelli del nostro mondo, del mondo dello spettacolo, dicono ma lo stress, ma non lo stress, ma non facciamo, cioè noi siamo dei miracolati, Silvia, detto, cioè la povera gente che va a lavorare, quella veramente lavora, ma noi che dobbiamo dire lo stress. Ma c'hai ragione. Quando lo dico a casa, ci sono i miei zii che mi guardano e non posso raccontare le parole che mi dicono qua. E a 18 anni il primo spettacolo, giusto? A 18 anni il primo spettacolo, a 18 anni abbiamo festeggiato anche la nostra prima festa di compleanno insieme, perché volevamo comunque risparmiare e quindi cosa È sempre stata questa forma mente. abbiamo preso un'altra ragazza così a caso che era nata che faceva 18 anni. nostro. Abbiamo fatto pagare metà della festa lei, poi 25% di... Sembra una gag, ma è la verità. Ma è la verità. È la verità. Sì, Mi ricordo, per risparmiare, perché poi sono sempre belle storie, le bevande di marca costavano assai. Quei cervelloni dei nostri genitori hanno tolto la targhetta, le hanno messe nelle caraffe e le spacciavano per bevande originali. Erano quelli del discount. Costavano Hanno comprato la Coca-Cola del... Lo so che ti sembra strano, la cola del discount. Sì. Hanno messo l'etichetta. La gazzosa del discount, Sì. le mettevano nelle brocche. Si chiama contraffazione. No! Si chiama risparmio, Risparmio. si chiama risparmio. Esatto. Che contraffazione? Si chiama risparmio. L'hanno messa nelle brocche, non si capiva la mano. Nelle brocche. Nelle brocche. Si chiama eleganza. Eleganza. Poi la Coca-Cola sapeva un po' di aranciato, ma non è quello il problema. Ma non importa.